Eder. Mac. Pallister. La cosa che ti ho detto prima, della scorrettezza che hanno fatto a quarto grado, quando mostravano le immagini di Claudio che in sottofondo mettevano la canzone di Pino Daniele, Il suo pazzo, secondo me va sottolineata la scorrettezza di quarto grado, eh. Non so se in molti l'hanno recepito la cosa, però io appena l'ho visto mi sono veramente sentita offesa, perché a questo punto lo si può fare anche con l'immagine di Visintin. A tutti si può rispondere. Ride bene chi ride ultimo. O chi vivrà vedrà. Di ridere ultimo sono sicurissimo. Spero solo di vivere fino là. Mi fa strano però che il motto che fa suo quarto grado è, o forse era, la forza che ci guida è la ricerca della verità, cosa che rimarrà per sempre mia. E sono anche le prime parole che ho detto a Nozzi appena fatta conoscenza. Ha appurato che Lily non può essersi suicidata, meno male né prima né dopo. Crolla anche l'importanza del contenuto della telefonata delle 8,22 che secondo loro poteva o doveva averla istigata a farlo. Ed allora qualcuno dovrebbe chiedere, come e perché tutta la sua roba, documenti, telefoni eccetera, e l'occorrente del mancato suicidio, sacchi e sacchetti, cordino eccetera, sono ritornati a casa uguale a galla, anziché buttati in un cassonetto. Oltretutto, se tu fossi riuscito a convincere Liliana a suicidarsi in soli 90 secondi, saresti praticamente un dio. Anche ma, per lei, prima dovevo andarmene io. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.